3 sì e 3 no al referendum per la creazione dei comuni di Venezia e Mestre. Per assistere al dibattito all'Ateneo Veneto non si riesce più ad entrare. Stipato il salone principale da una folla con gli stivali ai piedi nell'ennesima giornata di acqua alta, si è riempita subito anche la seconda stanza, allestita il primo piano, da cui era possibile seguire il dibattito su uno schermo. Per il sì ci sono Marco Gasparinetti del gruppo 25 Aprile, Maria Laura Faccini di Mestre Mia e Giorgio Suppiei dell'Associazione Civile Venezia Serenissima. Per il no l'ex parlamentare Laura Fincato, l'ex assessore Mara Rumiz e il deputato PD Nicola Pellicani. Ci sono tanti grandi problemi da risolvere, non è facendo due piccoli comuni che si possono risolvere dei grandi problemi. Credo che serva portare l'attenzione su Venezia da parte del Parlamento, da parte del Governo in particolare. Già molto è stato fatto, in pochi giorni è arrivata la ZES, sono arrivati tutte le risorse per far fronte all'emergenza, ma bisogna fare molto di più, cominciando a rifinanziare in modo costante la legge speciale e attualizzandola. Dopo gli interventi dei relatori, la platea si infiamma in un incontro che nella seconda parte diventa assemblea pubblica, con numerosi interventi dal pubblico. Secondo i sostenitori del sì, se i problemi di Venezia e Mestre, ammessi anche dalla controparte, non si sono risolti in decenni di comune unico, significa che è necessaria una svolta. Io precedentemente ho sempre votato no. Però credo che in questi ultimi 15 anni le cose siano cambiate profondamente, anche perché le promesse elettorali precedenti non sono state rispettate. Ho visto due città, io che vivo a Favaro vedo anche i cambiamenti di Mestre, ho visto due città diverse che sembra quasi che si stiano facendo del male reciprocamente. Le discussioni proseguono anche per Calli e Campielli a incontro finito, tra una folla che lentamente torna a casa in una giornata di partecipazione ad un dibattito che in città appare sempre più intenso e sentito.